Presidente, mi deve dare un minuto preciso quando... Questa è una stazione per cosa specificando. Sì, quello. Sì, l'avvocato Caltabiano per i suoi assistiti. Allora, signor La Barbera, premesso che è stato già tante volte ripetuto che il cerchio concentrico dei ruoli di importanza, è una premessa questa, dei ruoli di importanza mette al margine gli affiliati e gli avvicinati, quelli che sono appunto classificati come affiliati o avvicinati potrebbero commettere dei delitti cosiddetti eccellenti? Certo, pure. Sì. Un uomo d'onore, per diventare tale, ha dei particolari requisiti oppure praticamente non lo diventa fino a quando non ha avuto possibilità di esprimersi? Si incomincia a frequentare una persona cercando di capire che persona è, se è persona valida, da che famiglia discende, se ha tendenze o persone di famiglia, diciamo, che sono vicine a carabinieri e cose varie. Dopodiché si incomincia a avvicinare, se è una persona che si ritiene valida si incomincia a far parte di Cosa Nostra. Sì, ma la mia domanda era un'altra, cioè se c'erano dei requisiti particolari oppure praticamente non diventava uomo d'onore fino a quando non aveva avuto possibilità di esprimersi tra virgolette, voglio dire. Una famiglia che non ha tendenze a fare cose che riguardano per conto della polizia, carabinieri, che hanno sue tendenze. Basta essere una persona che sa, perché anche prima di essere combinata sa con chi ha a che fare, e si comincia a avvicinare fino a quando... Sì, lei sta ripetendo quello che mi ha appena detto. Io la mia domanda era diversa. Ho detto che praticamente si diventa uomini d'onore per particolari meriti oppure fino a quando non si compie un atto che l'organizzazione ritiene un atto a mo' di prova. Sì, è una domanda così astratta, perché non è che per forza è una domanda. Per forza un omicidio. Non l'ho seguita. Voglio dire, fa parte di Cosa Nostra, non è che per forza una persona deve commettere per forza un omicidio. Non era questo, io non ho detto come partecipazione a Cosa Nostra, come carica di uomo d'onore. Non l'ho capito, dottoressa, un avvocato, non l'ho capito. Per diventare uomo d'onore deve necessariamente compiere qualche atto specifico oppure no? Ho detto anche di no, ci sono delle persone. Perfetto, non è necessario che prosegua. Professore, gente laureata, che fa parte di Cosa Nostra, per me non ha mai manco bruciato la macchina. Per cui ha già risposto, signor La Barbera, ha già risposto, la ringrazio. Pubblico Ministero. Scusi, se permette No, scusi dottore Bertone, era una domanda fatta dal giudice Lata, che volevo... Sì. Senta, signor La Barbera, sono sempre l'avvocato Martino. Lei di questo attentato al dottor Grasso ne ha parlato con i magistrati? Sì. Sì, e quando, lo ricorda? In fase degli interrogatori. Sì, questo è chiaro. In che periodo? All'inizio della sua collaborazione o più in là? Come? All'inizio della sua collaborazione o più avanti ne ha parlato? Non lo ricordo, avvocato. Non lo ricorda? No.
Grazie Presidente. Non ho problema. Allora, sul tema io concludo così, sempre sulla domanda del consigliere Alatere. Come andò a finire questo attentato? Si fece o non si fece, signor La Barbera? Per fortuna no, Fino a avvocato. quando mi hanno arrestato, cioè anche tuttora almeno penso che vive il dottor Piero Grasso, per cui non è stato commesso, ma i preparativi erano quasi ultimati. L'unico problema che c'era era, siccome la casa, che poi era l'abitazione della mamma della moglie, della suocera, era vicinissimo a delle banche, c'era il dubbio che... Devo raccontare tutta la della cosa? No. Io quello che le volevo dire era se proprio furono posti atti concreti per fare l'attentato. Questo era, se L'attentato era tutto pronto, le modalità, i telecomandi, l'esplosivo e tutto quanto. È saltato solo perché è nato un dubbio che vicinissimo alla casa dove doveva venire l'attentato c'erano delle banche e si pensava che si potevano avere delle interferenze sul telecomando, a chi è stato inviato. Va bene, Dopo al momento in cui ho iniziato a collaborare, va bene. per cui è saltato, penso è saltato per questo motivo. interferenze sul telecomando perché? Avete fatto qualche prova se il telecomando funzionava ed è risultato non funzionante? No, di sicuro è qualcuno che prende informazioni con qualche tecnico, gli aveva prospettato e gli è venuto il dubbio che poteva succedere qualcosa riguardo a queste allarmi che c'erano nelle vicinanze. Ho capito, va E bene, poi, grazie. essendoci il dubbio, è saltato il programma. Grazie. Pubblico Ministero. Sì, una prima domanda che proprio mi viene suggerita dall'ultima domanda del difensore. Che lei sappia, Cosa Nostra ha portato mai a termine attentati nei confronti di magistrati? Di altri magistrati? A parte quelle che si sanno. E quelli che si sanno, perché qua non si sa niente a momenti. Ne ha portato a termine nei confronti di magistrati? Quello del dottor Falcone c'ero personalmente. Ecco, non mi interessano i ruoli nelle persone. Altri attentati ne ha portato a termine nei confronti dei magistrati? Erano tutti in fase di preparazione, pronti per attuarli. La strategia era quella. Dico altri attentati che sono stati portati a termine, che sono stati conclusi con la morte di magistrati. Lei ne ricorda? Io, a parte quello del giudice Falcone, su quello del Borsellino Vabbè. non so se sono successe altre cose. Lei stava rispondendo al difensore dell'imputato Aiello a proposito dell'incontro avvenuto alla stazione. Lei stava dicendo che aveva fatto qualche cosa mentre attendevate l'arrivo dell'Aiello, poi la risposta non interessava e quindi il discorso si è fermato lì. Volevo capire da lei che cosa ha fatto mentre attendeva l'arrivo dell'Aiello. Se la posso tutta raccontare dall'inizio, c'ha un significato. Perché se... Sì, ce lo racconti brevemente dall'inizio. L'appuntamento era già detto prima che si trovava a Teramo, per cui era confermato. Il problema era soltanto, anche il giorno si sapeva, il problema era sentirci per vedere dove incontrarci, dove materialmente. E stavo dicendo questo poco fa, non mi ricordo se nel mio cellulare, quello privato, o quello di Gioè Antonino, che era intestato alla sorella, abbiamo ricevuto una chiamata. Abbiamo potuto constatare, assieme alla DIA, revisionando i tabulati, che c'è stata una telefonata in entrata nei nostri cellulari, se non ricordo male, non so se è del mio o quello di Gioè, una telefonata da quella di Aiello, o perlomeno dal telefonino che era in suo possesso, quella intestata alla Edili che non ricordo adesso. Intestato? Era intestato a un'impresa, a costruzione. Lei ricorda il nome? Che era in possesso dell'Aiello. Proprio quel giorno, visto che gli avvocati mi hanno chiesto la conferma della data precisa, quel giorno ho ricevuto
la telefonata o ricevuta, ripeto, o ha ricevuto il GE dal distretto di Napoli, cioè che Aiello si trovava nelle zone di Napoli mentre stava venendo a Teramo, per la conferma del posto dove ci dovevamo vedere materialmente. Il posto era la stazione ferroviaria, come si fa di solito per incontrarsi in una grande città. Siccome Teramo non è grande, non è piccola, il punto di incontro era la stazione centrale delle ferrovie. Mi scusi, il nome Saces SRL le dice qualcosa? Perfetto, è proprio quello che sta dicendo lei. Che cos'è quello che sto dicendo io? Il telefonino a cui è intestato che ha fatto la telefonata a Aiello quel giorno. Quindi lei sta dicendo che Aiello Vincenzo aveva in uso il telefonino cellulare intestato a questa società di cui le ho chiesto? Precisamente. Non lo so per quale motivo, perché di solito usava cabine, ma proprio quella volta ha usato il suo telefono e rispecchia la giornata dell'incontro a Teramo. Lei sa se il soggetto che ha chiamato Riccardo Menichetti abbia un telefono? Avesse qualche telefono? Sicuramente di sì, perché Aiello non ha avuto subito problemi a rintracciarlo, perché al momento in cui si è concluso l'affare si è messo alla cabina e l'ha rintracciato subito, dicendo che di aspettare là perché sicuramente sapeva il punto di incontro dove di solito si vedevano. L'ha rintracciato subito, per cui L'ha rintracciato davanti a lei? Mi scusi, l'ha rintracciato davanti a lei? Ha sentito la domanda? Sì, davanti a me, nel momento in cui si è preso, si è allontanato 20-30 metri, non so cosa gli ha detto, ma ha rintracciato la persona dove dovevamo posare le armi per fino a quando lui si organizzava di scendere le armi. E si trattava, lei non sa quale fosse il numero telefonico da cui chiamava l'Aiello, cioè il numero dell'utenza non lo sa? Non lo so e manco posso confermare se l'ha fatto dal suo telefonino, dalla cabina, so solo che l'ha rintracciato subito e si è preso l'impegno di poter portare le armi a Capanese. Ricorda questa telefonata se è avvenuta di mattina, di sera? Non me lo ricordo perché tutto si è svolto nel giro di 2 giorni, per cui non mi ricordo. Comunque di sicuro quando avevamo la conferma di prendere le armi. Ci serviva un posto dove mettere le armi, anche perché non l'ho detto prima, il Mione Gaspar aveva problemi per tenerli, le armi, là a Teramo dove abitava con la moglie, con la convivente, Sì. Perché accanto a lui c'era un pregiudicato che era sottoposto a controllo giornaliero, non so che tipo di controllo aveva, dai carabinieri, per cui aveva problemi a tenere queste armi là. L'Aiello si è precipitato a telefonare a Menichetti per dire fatti trovare nel posto ma che ci dobbiamo vedere, non lo so. Si sono capiti, insomma, per mettere le armi. Sì. Lei stava anche rispondendo, però la risposta non interessava, quindi gliela pongo io la domanda. Stava aggiungendo a proposito del sopralluogo che avrebbe fatto per individuare il posto dove sono state poi custodite le armi, ha fatto riferimento al fatto che il Riccardo era conosciuto e che addirittura lei aveva individuato il ristorante. Ricorda questo particolare? Quando siamo arrivati all'ippodromo dove lui mette i cavalli, il Riccardo, c'era un tunisino C'era? che bada i cavalli. Un tunisino che E all'epoca c'era un tunisino Sì. che lui con una scusa ha mandato via il Riccardo per noi così avere tempo libero per nascondere queste armi. Dopodiché, quando abbiamo finito di occultare le armi in mezzo al fieno, siamo andati con Aiello, il Riccardo non è venuto, siamo andati a mangiare in un ristorante vicinissimo al posto dove abbiamo messo le armi. Non posso essere più esatto, non ricordo se addirittura prende il nome dello stesso ippodromo, cioè Capannelli.
dove era molto conosciuto l'Aiello. Lei anche qui stava dando qualche particolare per spiegare il ricordo più preciso sulla epoca del viaggio a Teramo. Ricorda qualche particolare che le consente di collocare nel tempo meglio questo viaggio a Teramo? Lo posso collocare nei tempi subito dopo la strage di Via D'Amelio, subito dopo, non posso dire né un giorno o due, ma comunque la strage è avvenuta perché abbiamo avuto un controllo all'ingresso della Tirrenia a Palermo, al porto. Visto il periodo dopo subito la strage, c'erano tantissimi posti di blocco, appunto a causa di quello che era avvenuto giorni prima in Via D'Amelio. Abbiamo subito un controllo quel giorno. I biglietti a chi erano intestati? I biglietti a chi erano intestati? Ecco, siccome i biglietti non erano a nome nostro, ma il GIOE aveva incaricato a una persona per farli a nome di altri, non mi ricordo a nome di chi l'ha fatti, c'è stato questo disguido, al che i poliziotti sono un po' sospettiti. Siamo passati dal posto di blocco, il GIOE che parlava, con la scusa, intanto era tardissimo perché la nave parte intorno alle 8 e erano le 8:15, con la scusa di imbarcarci ha preso la scusa, ho mandato il ragazzo che lavora con me, dice fosse sbagliato a fare i biglietti, comunque dice sono pagati, dice, per cui i poliziotti ci hanno fatto passare. Le è stata fatta una mattina ci siamo trovati a Teramo. È stata fatta una contestazione a proposito del luogo da cui sono state prelevate le armi in occasione della sua presenza al consorzio agrario. Si è data lettura di un verbale del 17 dicembre, le è stata fatta rilevare una apparente contraddizione tra il posto in cui lei diceva che erano poste le armi, cioè lo scantinato ed il deposito, e la versione che avrebbe dato invece in udienza facendo riferimento al fatto, o viceversa, ora non ricordo bene i termini, al fatto, forse al contrario, al fatto che le armi invece in un'altra versione lei dice sarebbero state portate da 2 o 3 ragazzi del luogo. Ci vuole chiarire questo contrasto, come i termini, cioè come effettivamente questi ragazzi dove vennero? Ha capito la domanda? Così è andato. Intanto c'è stato un attimo, al momento in cui siamo arrivati, devo essere più preciso. Un momento per favore, un momento. Attenzione opposizione, perché mi pare che io ho fatto la contestazione. Presidente. Ho anche fatto, mi scusi, se può concludere, ho anche chiesto, dico, lei tra le due versioni qual è che ritiene più verosimile, più vera, e mi ha risposto. Credo quindi che il tema sia stato esplorato. No, avvocato. Per questa ragione c'è opposizione. Ecco, Si rigetta l'opposizione, può procedere, il pubblico ministero può procedere, vuole chiarire, la Barbera può rispondere. Vuole chiarire come esattamente, dove arrivarono questi ragazzi, esattamente proprio in quale posto del consorzio arrivarono i ragazzi, come avvenne questo scarico e... Bene così, pubblico ministero. Avvocato, sono intervenuto, mi pare, nel tempo che ho ritenuto o che è nelle mie capacità di reazione. Basta, avanti. Allora, la Barbera risponde. Allora, signor Presidente, le cose sono andate così. Noi siamo arrivati con la macchina targata Palermo. Enzo Aiello si è premurato subito a farci mettere la macchina nello scantinato. Se mi esprimo bene, lo scantinato è una struttura che si trova sotto il consorzio, dove c'è un grande portone. Entriamo dentro con la Mercedes, il tempo di entrare sono arrivati questi due ragazzi col fuoristrada, e il tempo di muoverci, un attimo stavo parlando con Aiello, mi ritrovo con questo borsone con le pistole nuove che dovevamo ritirare. Non è che si è capito bene se si trovavano là o l'hanno portato loro. Bene. Ho dichiarato una cosa, stamattina ho dichiarato un'altra, non c'è tanta differenza. Mi sono ritrovato queste pistole
là, nello scantinato. Il fuoristrada poi parcheggiato sempre sotto lo scantinato. I ragazzi si sono premurati ad aiutarci per vedere dove dovevamo nascondere le pistole, tutto qua è andato. Le contraddizioni sono se sono Va bene, va bene. Va bene. se l'hanno portato loro. Va bene così, va bene così. Lei, Presidente, può fare altre 4 domande o ho finito? No, non rispondevo a lei, rispondevo all'avvocato. Sì. A domanda di uno dei difensori che le chiedeva di collocare nel tempo l'arresto di Mazzei, lei ha detto che conosceva bene, se non ho sbagliato nel prendere appunti, bene le modalità dell'arresto di Mazzei. Cosa voleva dire? Presidente, mi scusi, c'è un'opposizione a questa domanda. Mi dovete scusare, avevamo Sì, allora, domanda. Ho fatto la premessa rispondendo al difensore di Mazzei. Il collaboratore ha detto di conoscere bene le modalità dell'arresto di Mazzei. La risposta poi si fermò lì perché l'avvocato è passato ad altre domande. Ecco, io chiedo di sapere Può rispondere. se conosce. Se conosco Mazzei e se conosco le modalità dell'arresto. Modalità li conosco molto bene, perché al momento in cui si è appreso la notizia ero in compagnia di Bagarella e ci è rimasto un pochettino male. Dice hanno preso sul ragazzo, dice alla fine di tutto, ha detto. Per cui ci siamo soffermati, ma non con la data, con le modalità, cioè il fatto che l'hanno arrestato, che poi era assieme al nipote, adesso non voglio complicare le cose, ma se ne è parlato più giorni quel periodo, perché è una cosa che è toccata tanta a Bagarella. Per cui ci siamo soffermati più volte all'arresto di Santo Mazzei, perché il Bagarella ci teneva tantissimo. Ecco, lei sa che cosa, quanto venne arrestato il Gioier, lei sa che cosa venne rinvenuto all'interno della casa di via Ughetti, che lei stesso ha detto di aver frequentato nel periodo dal gennaio al marzo del 93? C'è ancora opposizione a questa domanda, Presidente. La domanda così posta è estremamente generica, primo. Secondo, il tema è stato già esplorato. Ora, se noi abbiamo riguardo al 400... No, mi scusi, un secondo. Ma che cosa è stato esplorato? No, mi scusi un attimo. Dottore Bertone, la prego, gentilmente. Cioè, la norma in forza della quale il pubblico ministero può, avendo chiesto l'esame, proporre domande ulteriori, è una norma ex 498,3. La parte, avvocato. Certo, Presidente, sto La dicendo parte che cita il testimone, non solo il pubblico ministero. No, certo, la parte dico, e quindi in questo caso si dovrebbe applicare il 498. Ora io faccio osservare, signor Presidente, che questo 498 prevede 2 diverse tipologie di domande, per così dire, ulteriori, che sono le altre domande indicate ex 498 numero 2 e le nuove domande. Ora, mi sembra che se si deve correttamente applicare il 498 numero 3, il nostro legislatore abbia inteso limitare la ripresa dell'esame a temi nuovi, cioè a temi non esplorati nel corso dell'esame, perché diversamente, dico, nello stesso corpo normativo il legislatore dice altre domande possono essere poste dalle parti che non hanno chiesto l'esame, mi riferisco al 498 numero 2. Ora, se il tema è stato esplorato, sicuramente non è domanda nuova. E la domanda, per favore? Il tema non è stato affatto esplorato. Scusi, pubblico ministero, ho chiesto se la Barbera è al corrente di quanto sia stato rinvenuto al momento dell'accesso delle forze dell'ordine all'interno della casa di via Ughetti, posto che quella casa era frequentata. Può rispondere alla domanda? Ha sentito la domanda? Sì. Di quello che so io sono stati rinvenuti
Vabbè, a parte i vestiti che erano nostri, sia il mio che di Gioele, sono rinvenuti uno o due telefoni clonati, documenti che riguardavano Bagarella, la moglie, qualche persona di Trapani, non mi ricordo se era Andrea Mangiarracina, con altre persone, i documenti non l'ho mai guardati, persone di altofonte e di altre cose non lo so, comunque quelli erano documenti che dovevano essere fatti al più presto possibile. Di altre cose non lo so, c'erano altri bigliettini, comunque i particolari non me li ricordo. Ho finito? Sì. Lei, a proposito delle metamorfosi cui avrebbe assistito, ha fatto riferimento alle cose da lei osservate ritornando dal nord a proposito della vicenda di Mazzei. Anche qui è stato poi interrotto perché il tema non interessava. Che cosa aveva notato? Quali sono i fatti che aveva notato con riferimento al Mazzei? Riguardo a Mazzei, posso ripetere che poi è quello che ho detto prima, non esisteva in Cosa Nostra che non un'altra provincia ma anche un'altra famiglia si va a impicciare delle cose di un'altra famiglia e decidere chi deve mettere una persona in famiglia a far parte di Cosa Nostra, della famiglia o meno, tranne il rappresentante o al limite il mandamento. Quando gli hanno partecipato, che il Gioè è andato a Catania per andare a parlare appunto di Mazzei e il fatto che i corleonesi volevano che mettessero in famiglia a Mazzei, gli è stato detto di no, e non solo di no, ma gli hanno elencato un sacco di motivi. Al che, quando è ritornato il Gioè, che ha raccontato le cose a Bagarella si è preso un paio di giorni di tempo e ha rinnovato l'appuntamento e ci è andato di persona. Non ero presente, ma comunque ero presente al ritorno di Bagarella, che è venuto da Catania soddisfattissimo, dicendo che le cose si facevano come e quando volevano lui. Questo infatti l'aveva già detto. Così. Un'altra penultima domanda. Lei ha reso dichiarazioni a diverse autorità giudiziarie sui fatti per cui oggi è stato interrogato? Sì. Lei ha parlato di una regola che le era stata insegnata quando è diventato uomo d'onore, cioè la regola di non ammazzare bambini e donne. Le chiedo, nell'ambito di Cosa Nostra, questa regola è stata sempre osservata? In un certo periodo sì, a me non mi risulta, anzi mi risulta al contrario, che se si doveva commettere un fatto delittuoso dove venivano usate armi da fuoco in mezzo al pubblico, e come possiamo capire anche dalle notizie dai giornali, che fino a un certo punto non si è mai ammazzato una donna, non si è mai ammazzato un bambino. Quando sono tornato, a parte la strage di Capaci, ho assistito a dei colloqui da dire, a parte la strage di Capaci, che si doveva fare in ogni caso, anche se passava un autobus pieno di bambini che andavano a scuola, si doveva fare lo stesso. A parte quello ne ho assistito a altre. La fidanzata di Milazzo, perché cosa l'hanno ammazzata? La fidanzata di Milazzo non c'entra niente con Cosa Nostra. Avrà potuto sbagliare, che poi non ha sbagliato Vincenzo Milazzo, che ha fatto soltanto tutto quello che hanno fatto tutte le persone che ancora oggi fanno parte di Cosa Nostra, togliersi i soldi. Anche quella è stata fatta. Altre domande? È stata fatta ammazzare la fidanzata di Vincenzo Milazzo, una ragazza incinta a 23 anni che non ha nessuna colpa. E questo volevo spiegare all'avvocato, non è che si può spiegare in due parole. Io lo conoscevo in un modo, lo conoscevo in un altro modo. Non ho altre domande, Presidente. Sì.
Avvocato Pogliese. Signor Presidente, signori giudici, signore rappresentante del pubblico ministero, sarò brevissimo. Presidente, scusi, io ho una domanda, scusi, io nonostante penso... Silenzio, un po' attenzione in aula. Chiedo scusi, avvocato, no, era solo per segnalare... Silenzio in aula. Fate voi. No, Presidente, avvocato, mi scusi, ma era solo per segnalare, se deve essere oscurato il... Dico, possiamo continuare, no? Deve ascoltare. Presidente, scusi, non voglio non si può trattenere ancora, avvocato Pogliese. Quanto tempo, Presidente? C'è una domanda dell'avvocato Catania e una dell'avvocato Antille. Grazie. Dottor Barbera, che il telefono da cui lo chiamò Aiello da Napoli era intestato alla SACES, glielo disse l'Aiello, ti sto chiamando col telefono intestato alla SACES o come altrimenti lo sa? No, ho detto che visionando il tabulato, siccome noi avevamo in possesso tanti telefoni clonati, agli uffici della DIA mi hanno autorizzato a guardare i tabulati, sia dei telefoni clonati e non, anche del mio, abbiamo potuto constatare, ripeto se non ricordo male, comunque la telefonata c'è, non so se è stata fatta in quella mia o in quella di Gioè, mi è stato dato il permesso di revisionare migliaia e migliaia di telefonate, tra cui adesso che mi ha stuzzicato la memoria mi sono ricordato che il telefono in possesso e che quel giorno ci ha chiamato era intestato alla SACES, era un'impresa, se non ricordo male di Mister Bianco, intestata a società... Va bene così, va bene. Avvocato Antille. Signor Barbera, lei rispondendo a quest'ultima proprio domanda del pubblico ministero ha detto che ha risposto a diversi interrogatori condotti a diverse autorità giudiziarie. Io le chiedo, lei ricorda di aver reso dichiarazioni alla Procura della Repubblica di Firenze? Anche sì. Grazie. Pubblico ministero? Finito, e allora il signor La Barbera può andare, grazie, e grazie al signor Giammarini soprattutto, a cui abbiamo fatto fare orari impossibili. Grazie per la collaborazione e buongiorno, può togliere il contatto. Buon proseguimento. Grazie. Allora, avvocato Pogliese. Signor Presidente, sarò brevissimo. Silenzio in aula, silenzio. È necessario... Avvocato, per favore. È necessario... Signori avvocati, per favore. Che io faccia questa precisazione, primo perché siamo in presenza dell'ufficio del PM e della Corte della Repubblica ritualmente costituita, secondo perché ciò giova all'economia di eventuali atti successivi. Mi riferisco a una delle ultime affermazioni al cui espletamento non ero presente di tale Pattarino Francesco, avvenuti all'udienza di ieri post-meridiana e relativa a mio presunto conferimento di atti di istruzione all'interno della casa di reclusione di Brucole Augusta. Come è noto nel senso è di dominio comune da parte di chi amministra, interpreta e applica le leggi o conosce le leggi, come nel caso dei miei signori colleghi, io non ho altro mezzo allo Stato se non quello di scomodare il generale ufficio con delle doglianze che ritengo posso risparmiare in interiore hominis, ovvero di improbabile alligazione di documenti, e non è che non veda la improbabilità di quello che io potrei fare. Accade che nel 1993, se non erro, come è noto, il signor Sampere Severino Claudio ai primi di gennaio comincia a collaborare con il rispetto assoluto delle norme e con una tempestività che fa onore all'ufficio. Il pubblico ministero di udienza si era dinanzi alla seconda sezione e ricordo era una delle ultime udienze del gennaio di quell'anno nel processo a carico di Cilona Alberto ed altri, mio assistito quest'ultimo. Non posso citare altri nomi ovviamente, ma erano 8, 10 o 11 gli indagati, gli imputati. Il pubblico ministero afferma, proprio mentre stava per completarsi il sovraccarico e si doveva dar luogo alla eventuale audizione della discolpa degli imputati: signore, la prova non può essere completata da parte di questa accusa dato che vi è questo fatto nuovo.
afferma delle cose rilevanti in questo processo il signor Sampere Severino Claudio, io deposito ritualmente questi atti debitamente omissati. Erano circa 3 o 4 verbali con evidenti omisses che avevano inizio ai primi del gennaio e si portavano sino alle 25-26 gennaio. Se non erro poi ne fu pubblicato un altro, però non oltre il febbraio del 1993. Quel presidente, anch'egli nel pieno rispetto delle regole e delle norme, si pose il problema ovviamente di audire esso attuale collaborante, attuale per allora, e si fissò un'udienza nella primavera dello stesso anno a Rebibbia. Ricordo fu uno dei primi esperimenti in videoconferenza, però lo vedevamo di fronte, non alle spalle come abbiamo veduto in questi giorni il Sampere. Io partecipai attivamente e ricordo che anzi la cortesia di quel signor Presidente assieme alla cortesia dell'eccellentissimo che presiedeva una sezione della Corte Suprema permise che il mio esame avvenisse il pomeriggio, perché quel giorno di marzo o di aprile io ero impegnato a mattino in Cassazione. Questo è il fatto. Ovviamente il Cilona, ovviamente per chi lo conosca, essendo un cliente molto geloso dell'esercizio in prima persona delle sue facoltà, prima che gli stessi si tramutano in diritti di natura processuale, mi disse immediatamente: avvocato, anche di questo io voglio copia. Peraltro il Cilona, con domande che con cadenza pressoché biquotidiana rivolgeva alla casa circondariale di Catania quando era a Piazza Lanza, o di reclusione, per favore, di Brucole Augusta quando era trasferito ad Augusta, chiedeva l'autorizzazione a ricevere degli incarte processuali che, debitamente osservati, io consegnavo volta per volta, e consegnai anche quelle. Per cui l'avvocato Pogliese, che nel 1993 si recò più lungamente che in altri periodi nella casa di reclusione di Brucole Augusta, selezionare la clientela è una mia necessità, perché esercendo anche fuori di codesto distretto ovviamente devo collegarmi a quelli che sono i miei impegni. In quei giorni vi era il processo alla banda delle Coop e alla fase istruttoriamente più grave della fase del processo di Ustica, quando un nuovo dirigente dell'ufficio stralcio del GI subentrò al vecchio che aveva compiuto una mole inesauribile, direi, di attività e di produzione di documenti. In quegli stessi giorni, o forse alla fine del 1992, ma ciò non rileva, improvvisamente perviene presso il mio studio un telegramma. Tale Pattarino Francesco, che io non conoscevo, non ne conoscevo la collocazione, la famiglia, chi fossero i suoi punti di riferimento personale per avere contatti con il mio studio, afferma: revocato ogni altro difensore, urge sua presenza con la formula di stile, ella è il mio difensore. Sicché io, andando a Brucole Augusta e avendo allora 4 miei assistiti, gli altri 2 non li nomino perché qui non interessano, ovviamente andavo e chiamavo tutte e 4 o 2 o 3, mai uno, evidentemente per non fare un viaggio in una volta successiva. Devo dire che gli altri 2 assistiti erano persone meno, direi, scrupolose nel richiedere la difesa e l'intervento del difensore, anche perché i casi erano meno importanti che 2 maxi inchieste e maxi processi quali quelle che riguardavano il Pattarino e il Cilona. Per cui spesso non chiamavo gli altri 2, quasi sempre quando andavo chiamavo entrambi, i quali ognuno sotto la vigilanza di 2 agenti di custodia, se potrebbe essere diversamente, entravano una alla volta per il tempo che era il colloquio consentito. Ripeto, consegnando quei documenti ritualmente depositati al Cilona, debitamente omissati, né poteva essere diversamente, né potevo io interpretare delle improbabili dichiarazioni oscurate o dove era messo omissis talvolta intere pagine con 3 parole soltanto e si passava alla pagina successiva, non li potevo ricostruire. Poteva accadere, e di questo anzi ne sono sicuro, dato che in quel periodo il Cilona e il Pattarino, per loro stessa ammissione poi in altri processi, in altre vicende, ma ritengo anche in queste nostre audizioni di questi giorni, dormivano nella stessa stanza, ovviamente il Pattarino avrà potuto prendere visione degli atti che io avevo consegnato al Cilona. Altro non poteva accadere, signor Presidente. L'ho detto per amore di verità e mi dico che sono una persona che conosce le norme, perché potevo presentare... Prendiamo atto, ma credo che non sia stato detto niente di diverso
nessuno aveva prospettato un punto. Era giusto che io dichiarassi questo. Grazie. Sospendiamo fino alle 16:30. Signor Presidente, mi scusi, se cortesemente alla ripresa dell'udienza, senza voler intralciare l'istruttoria dibattimentale, sarebbe possibile far rendere delle dichiarazioni spontanee all'imputato Palazzolo che poi Assolutamente no, Avvocato. ha l'esigenza di rientrare al campo? Dobbiamo aspettare allora per stasera? Sì. Va bene, grazie. Visto cosa... Grazie. Pomeriggio prendiamo posto, per favore. Ma se il pubblico ministero ci vuole ripetere il programma pomeridiano. Presidente, il programma pomeridiano, in base alle notifiche andate a buon fine, comprende le posizioni dei testi Fresta Carmelo, Rampulla Salvatore, Borbone Maria e Capitano D'Antonio Ercole. Poi ci sarebbero i due testi di ieri, cioè a dire l'ispettore Leo e l'ispettore Rinaldi. Ci sono tutti e due? Uno è già presente, credo, almeno così mi è stato detto, l'altro non lo so. Allora, diamo seguito al programma, introduciamo il primo testo. Presidente, chiedo scusa, per quanto riguarda le richieste istruttorie relative al Pattarino, li possiamo fare più tardi? Sì, dopo la discussione dei testi abbiamo un momentino Va bene, grazie. per concentrarci, farete le richieste e poi noi provvederemo per mercoledì prossimo. Accompagni la signora, per favore. Si accomodi da questa parte, signora. Va. Si sieda, si metta comoda. Sì. No, deve guardare di più verso l'aula, signora. Verso l'aula, non verso di me. Diretto verso. Va bene. Così. Allora, lei è la signora? Borbone Maria, Nata dove, signora? Dove è nata? a Val Guarnera, Quando? il 1924, Il giorno e il mese. 25 agosto, Dove risiede, signora? a Aecio San Filippo. Sì, dovrebbe leggere il giuramento, signora. Io non so leggere, sono in Allora, signora, lei è stata chiamata qui a fare una testimonianza, se ne assume... Mi ascolta? Sì. Quindi è stata chiamata a fare una testimonianza in quest'Aula e lei se ne assume la responsabilità morale, civile e penale di tutto quello che dice. Dica lo giuro. Lo giuro. Presidente, mi scusi, non vedo il difensore di Avola Maurizio. Signora chi? Cosa? La signora ha un particolare rapporto di... No. È estranea completamente Sì. ai protagonisti del processo. E hanno un recapito telefonico dell'avvocato Amato? Pare che fosse qui, mi si dice. Quindi... Presidente, c'era qua, fino a 10 minuti fa la parola colonna. Prego? Fino a 10 minuti fa c'era Allora... la parola colonna. Poi non so dove andare, stavo allontanato, non so dove andare. Era qua fino a 10 minuti fa.
L'ufficiale giudiziario vuole vedere se nell'aula degli avvocati, l'avvocato Colonna oppure l'avvocato Amato. Il capitolo di prova che riguarda la signora qual è? È la vicenda che riguarda Aula Maurizio e la disponibilità di un immobile. In capo lo stesso. Imputazione di quell'articolo 110 12 quinques primo comma della legge dell'agosto del 92. Articolo 12 quinques sono beni acquistati, qual è aspetta, 12 quinques acquisto di beni condannati in provenienza illecita, ma questo 12 mi pare. Questo ma sarà qualche vicina di casa, qualche vicina di casa io penso. La signora? Qui c'è l'avvocato. No, mi sembra. Facciamo venire una scuotezza. Tutti i testimoni che abbiamo oggi riguardano la posizione di Avola. Anche, Presidente. Però in ogni caso è imputato in questo processo Avola e quindi... Avola, sì. Come dice? Noi possiamo andare a altri testi, però dico, il problema rimane, perché Avola è imputato in questo processo. Sì, se noi sentiamo però posizioni, cioè argomenti, se affrontiamo argomenti che non riguardano direttamente Avola e la irregolarità non viene rilevata da chi vi ha interesse, mi pare che non succeda niente. Non possiamo intervenire invece proprio sulla posizione dell'imputato in assenza dell'assistenza tecnica. Quindi io farei appartare la signora e procederei all'esame di altri testimoni. Presidente, io credo che il problema si ponga anche per i verbalizzanti, perché si tratta di attività di riscontro alle dichiarazioni di Licciardello che riguardano anche la posizione. Avete un numero dell'avvocato Amato? Sì, cerchiamo di rimediare. Allora cerchiamo di contattare l'avvocato Amato. Signor Presidente, mi scusi, se nel frattempo è possibile fare rendere le dichiarazioni spontanee all'imputato Palazzolo mentre attendiamo l'avvocato, così poi potrebbe rientrare al carcere, se non intralcia troppo l'istruttore dibattimentale. Avanti, sì, sentiamo Palazzolo la scorta mi può accompagnare qui Palazzolo, per favore. Si avvicini, signor Sorrento. Si avvicini.
Vuole avvicinarsi? Io non ho sentito, signor Strumento. Si avvicini. Buonasera. Signor Presidente, scusi. Sì. No, volevo solo dire che faccio la nomina ai miei due legali di fiducia, Cannavò, Domenico e Gaetano Puccioli. Va bene. Grazie. Sì. Signor Palazzolo. Sì. Ha la parola. Signor Presidente, riguarda un discorso di mercoledì, che io non c'ero. Allora, mercoledì il mio avvocato mi ha riferito che è giunto l'accertamento disposto dalla Corte dietro la mia richiesta, il discorso della Germania e via di seguito. Oggi ne ho qui la copia e mi è stato riferito dall'avvocatessa Dionisio che la signoria vostra ritiene opportuno che venissero eseguiti ulteriori accertamenti. Io capisco la scrupolosità della Corte e da un lato sono io il primo a chiedere che tutti gli accertamenti utili a poter dimostrare la mia estraneità ai fatti siano eseguiti. Da un altro lato mi permetto di ricordare alla Corte che sono detenuto da 14 mesi e sin dal mio arresto ho sempre gridato ai 420 la mia innocenza e soprattutto il fatto che io non sia mai stato in Germania né da emigrato per lavoro, per vacanza o detenuto, come detto dal collaboratore Scudo Rosario nella deposizione resa in quest'Aula nell'udienza preliminare del 14/3/96, che a domanda del dottor Bertone, a pagina 64 e 65, così diceva: lei sa se il Palazzolo ha risieduto sempre in Italia, in Acireale o comunque nella zona dove normalmente è stato residente? Risposta: ho saputo che è stato residente pure in Germania. Domanda: in che periodo? Risposta: ma di un paio di anni prima che lui si inserisse nel gruppo di Santa Paola. 2 o 3 anni prima so che è stato pure arrestato in Germania. Sulla stessa linea si è tenuto il collaborante Avola, che, non conoscendo il nome dell'esecutore, lo indica come una persona per lungo tempo immigrata in Germania, dove lavorava e solo da poco tempo era rientrato in Italia. Vorrei fare una piccola, prima di arrivare al discorso del documento, vorrei fare una piccola precisazione. Questo discorso è impossibile per il discorso, perché il discorso dello scudo, dato che lui indica il 90, l'inserimento il mio inserimento nel gruppo, un paio, 2 o 3 anni prima, sarebbe a dire 86, 87, 88, periodo in cui io lavoravo, avevo la ditta, la società che io ho detto di impianti elettrici e via di seguito. E come ella potrà vedere, io non ho mai in questo processo non ho citato nessun testimone, anche se potevo farlo, e le spiego perché. Io ho lavorato e ho fatto dei lavori per degli architetti, ingegneri, avvocati, gente comune e tanti altri, dottori, di tutti, persone che non ho voluto citare e portare in quest'Aula perché pensavo che il solo discorso della Germania poteva servire per un senso, non lo so, di vergogna mia personale, non volevo, portare queste persone in un max processo per testimoniare, cosa che eventualmente, se poi la Corte lo riterrà e lo vorrà, potrò fare il nome e citarli, che potranno dimostrare eventualmente ancora a supporto che io sono stato nel periodo dall'85 in poi e in seguito sempre qua in Italia lavorando, facendo dei lavori di una certa importanza nella zona di Acireale e zone limitrofe. Dopo questa piccola parentesi e ritornando al documento, voglio far notare che esso esclude che sia io che il Pagano siamo mai stati emigrati all'estero ed in particolare in Germania, né tantomeno che uno di loro sia stato lì detenuto. Proprio per questo
Proprio per quanto riguarda questo ultimo punto, credo che non vi possano essere discussioni, perché nell'ipotesi che io fossi stato lì detenuto doveva obbligatoriamente risultare presso gli organi di polizia dove si sono svolti gli accertamenti disposti dalla Corte o presso il casellario giudiziario. Per quanto riguarda invece, come dice Avola, una persona che è stato per lungo tempo in Germania, dove lavorava o risiedeva, come dice lo scudo, doveva, penso, obbligatoriamente risultare presso l'anagrafe del comune di Cereale, dove sono attualmente residente, cosa che ha dato esito negativo, come si legge dal documento in questione. Io, signor Presidente, è da 3 mesi che aspetto questo documento per poter così presentare l'istanza di rimessione in libertà, che non vuole essere un'anticipazione di giudizio. Per questo motivo chiedo alla signoria vostra, dato che in occasione della mia ultima dichiarazione spontanea, là dove parlavo che avevo dato mandato ai miei avvocati di presentare un'istanza di rimessione in libertà, ella ebbe a far notare che l'accertamento della Germania era indispensabile per completare la documentazione che ci accingevamo a presentare. Quindi oggi, quando ella ritenga opportuno che il documento in questione non sia in grado di completare la suddetta documentazione, la prego di disporre con urgenza un altro accertamento presso l'organo che riterrà più opportuno, in modo che i miei legali, dato che lunedì penso presenteranno l'istanza, possono completare tutto, la richiesta. L'accertamento è stato già richiesto con la prima richiesta, signor Palazzolo. Con la prima richiesta? Con la prima richiesta, una richiesta è stata fatta alla Polizia Giudiziaria qui locale, la quale ci dice: se non c'è una variazione anagrafica noi non possiamo dire né che il signor Palazzolo o l'altro è stato in Germania e neanche lo possiamo escludere, perché da dove lo vedono? In quanto che in Germania ci si può andare si può passare il confine con la normale carta d'identità, questo è il discorso. Quindi bisogna aspettare l'esito dell'ulteriore accertamento presso il CED dove sono annotate tutte le detenzioni. Allora c'è in Italia, ma questo era già stato disposto, non è che è un accertamento ulteriore, perché fu fatta, l'accertamento è stato fatto presso la locale polizia giudiziaria. Sì, che questo io diciamo qua. E questa è la risposta, perché andasse al comune di Acireale a vedere se risultava un'immigrazione, e poi presso allora cosa si attende, l'esito di questo ulteriore accertamento? Comunque vedrà l'avvocato se presentarlo. Certo, e poi vedrà l'avvocato, e poi guardi che c'è anche un discorso di valutazione. Io in questo momento non è che ho molto chiara la sua posizione con riguardo agli elementi di accusa che sono stati portati nei suoi confronti, perché le dichiarazioni di questi signori che sentiamo, di questi collaboranti, vanno valutati poi nella loro globalità, oltre che con riferimento ai singoli riscontri. Il discorso che voglio dire per lei e anche per quanti altri, però io con questo non voglio impedire e non voglio porre ostacoli, ma è sempre che in linea di principio un discorso compiuto si può fare soltanto con la decisione della causa. Purtroppo questa è la realtà. Io sono d'accordo con lei. Ed è un discorso che vale per tutti, signor Palazzolo, e non solo per lei. Io capisco la sua posizione, la posizione della Corte, però io faccio presente che ho una sentenza della Cassazione che annullava un provvedimento. Io capisco con questo, signor Palazzolo, io non voglio mettere limite a dire non fate istanze. No, io capisco la valutazione generale. No, aspetti, e voglio anche completare questo discorso che sto facendo, perché
nel caso di rigetto può anche non fermarsi alla valutazione di questa Corte, quindi le istanze vanno ugualmente presentate anche se io sto dando un'indicazione diversa. Già ho capito l'indicazione della Corte. Va bene, la ringrazio. Dov'era? E a questo punto, se vogliamo occuparci delle istanze istruttorie, mi pare che possiamo farlo, perché non possiamo seguire il programma, proseguire nel programma, oppure dobbiamo sospendere l'udienza, non lo so, come preferite. Non si è trovato l'avvocato Amato. E l'avvocato Colonna? Non l'avete il numero? Credo che stavano cercando di individuare il numero di telefono dell'avvocato Colonna. Avvocato Amato? Pronto, avvocato? Prego. Per la posizione del signor Maugeri io chiedo che venga citato quale, ai sensi del 195, il teste Saporoso Giuseppe, residente in Siracusa. La difesa si preoccuperà per una migliore individuazione dello stesso tramite le liste del Comune di Siracusa. Che dovrebbe dire il signor Saporoso? Cosa ci dovrebbe dire il signor Saporoso? Il Pattarino avrebbe appreso alcune circostanze della posizione del signor Maugeri solo dal Saporoso Giuseppe, quindi per una conferma delle stesse. Stava guadagnando un sacco di soldi con la droga, quindi disse Saporoso a Pattarino circa. Va bene, appresso? Presidente, posso? Sì. Per Molto Antonino. Sì, Presidente, si chiede l'acquisizione del verbale al fascicolo del dibattimento delle seguenti certificazioni scolastiche relative a Molto Antonino: diploma di scuola media superiore, certificato rilasciato dall'Università di Catania, facoltà di medicina e chirurgia, relativo alla frequenza effettuata dallo stesso in detta facoltà. E poi si chiede il certificato della Camera di Commercio che certifichi quali siano le ditte interessate a Molta Antonino o in quali società Molta Antonino aveva una partecipazione a quel servizio. Chiedo l'autorizzazione, la produzione e la conseguente selezione al fascicolo del dibattimento di questi giorni. Sì. Va bene. Avvocato Papalia. Grazie Presidente. Per Cesarotti Francesco e Cesarotti Giuseppe. Io ho una richiesta, Presidente. A seguito delle risultanze dibattimentali emerse dall'esame e del controesame del test collaborante Pattarino, chiedo che vengano sottoposti a ricognizione personale i signori Cesarotti Francesco e Cesarotti Giuseppe. Poi? Il Saporoso della vicenda dell'estorsione. Avvocato Catania, prego. Per
sia l'interesse di Ercolano Alto che di Aiello Vincenzo. Per quanto riguarda Ercolano Alto, chiedo che vengano ammessi, siccome fonti di riferimento, sia il Cilone Alberto, più volte citato quale fonte dell'informazione del Pattarino, sia quel tale Centorrino Salvatore di cui avrebbe raccontato a proposito di un episodio attinente al traffico degli stupefacenti, da cui lui avrebbe avuto delle notizie di un interessamento del mio assistito, e infine del cognato dello stesso Pattarino, tale Magri, non mi ricordo se va nominato Carmelo in qualche altro modo, comunque si tratta del cognato, relativamente alla circostanza del Pattarino stesso riferita di un intervento presso l'Ercolano, presso il Caponnetto, perché questo era un vecchio fornitore che poi era stato escluso e che poi a seguito di questo intervento sarebbe stato riammesso, e il Magri sarebbe stato presente in questa circostanza. Per quanto invece riguarda Aiello Vincenzo, chiedo che la Corte, non ho altro, voglio dire, una richiesta che faccio non ai sensi del 507, ma come richiesta, diciamo, di prova documentale, ma rispetto a cui il difensore non ha poteri per poterla acquisire, chiedo che la Corte disponga di acquisire le fotografie numero 27 e 28 di cui parla il Pattarino al verbale del 27 luglio 93, rispetto alle quali ha detto quelle foto non erano chiare, non le ho individuate bene, quindi mi sono confuso. Quindi credo che sia importante verificare il grado di attendibilità di questa affermazione attraverso l'esame di quelle foto che per la verità dovrebbero essere allegate al verbale, ma non ci sono, tuttavia non ci troviamo di questo. Riteniamo però che sia doveroso fare un accertamento per verificare anche sotto questo punto, sotto questo aspetto, la credibilità del Pattarino stesso. E poi, ove possibile, ma non riesco a capire come, in effetti, do l'indicazione di massima, Pattarino dice che sarebbe stato sentito qualche mese prima di questa audizione, sempre dagli uffici del PM. Io, anche per ragioni di buon gusto, non ho voluto chiedere né personalizzare da chi è stata fatta l'indagine. Lui afferma che è stato sentito da un pubblico ministero, e in questa volta gli sarebbero state mostrate fotografie più chiare e più nitide rispetto a quelle precedenti, e quindi dovremmo acquisire, ove esistenti, ma ripeto a dire dovrebbero essere, secondo le affermazioni del Pattarino, copie di queste foto per poterle confrontare anche rispetto alle prime, e in questo caso ovviamente la Corte dovrebbe chiedere all'ufficio del pubblico ministero in sede, come direzione distrettuale, che si dia carico, insomma, che esca quantomeno, che dica se queste foto esistono, se ci sono, se sono state mostrate, e eventualmente la Corte ne potrà disporre l'acquisizione. La riteniamo importante, Presidente, perché il Pattarino sul punto ha dato versioni diverse, ha cercato di fornire una spiegazione a queste contraddizioni attraverso l'elemento delle foto, che la prima volta sarebbero state confuse e non chiare, la seconda volta sarebbero state nitide, al punto che nonostante il nome che gli era stato detto la prima volta non si rendeva conto, invece la seconda volta, vedendo queste foto nitide e ben chiare, ha potuto ricostruire il ruolo dell'Aiello Vincenzo. E quindi in questo senso, ripeto dire, certamente se io faccio una richiesta di questo tipo alla Procura della Repubblica, vi posso fare immaginare qual è il tipo di risultato che potrei ottenere. Chiedo scusa, Avvocato, non abbiamo compreso quali sono le richieste che lei ha formulato. La richiesta Forse mi sono distratto è di acquisire le foto, che non ricordo male dovrebbero essere 27 e 28, a cui si fa riferimento nel verbale del 27 luglio. Ma acquisirle con che sistema? Cioè sono foto allegate a quelle verbali? Dovrebbero essere allegate al verbale del 27 luglio, visto che sono state mostrate, però al verbale... Cioè in un verbale acquisito che dovrebbe far parte del fascicolo del pubblico ministero? Certo.
Questo è il sistema, ecco, per far trovare ingresso nel fascicolo di dibattimento, cioè l'acquisizione della Corte? No, scusi, pubblico. Comunque risponderò, lei completi, poi rispondo. Allora, io chiarisco il mio pensiero. Il suo pensiero è molto chiaro, avvocato Catania. Per la Corte è chiaro, io non ha bisogno di sì, il pubblico ministero, anche per non intralciare oltre, mi fermo. Ci sono altre richieste? Per il momento no, poi man a mano che verranno. Il pubblico ministero allora chiedeva... Sì, il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione come prova documentale di un telescritto della questura di Catania del 3 maggio 91, di un verbale di prosieguo di misura di sorveglianza del 2/5/91 e di un verbale di arresto del 14/4/91 per inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale a carico di Pantano Francesco, dai quali risulta che Pantano Francesco, con provvedimento del Tribunale di Catania del 10 novembre 1986, era stato appunto al Pantano era stato imposto l'obbligo, il divieto di soggiorno nelle province di Catania, Messina ed Enna, e successivamente aveva eletto domicilio in Siracusa presso l'Hotel Milano. E altre richieste di ricognizione, altro? Pubblico ministero, mi scusi. Ci sono richieste di ricognizione? No, Presidente. E ci sono altre richieste di ricognizione oltre a quelle dell'avvocato Papalia? Quindi per il momento no. Sulle richieste, il pubblico ministero sulle richieste Presidente, il difensore di Motta Antonino nulla da osservare se rimette la decisione della Corte. Sì. È chiaro, Presidente, che le richieste fatte per Motta Antonino sono conseguenze delle dichiarazioni fatte ieri da Pattarino, evidentemente. Scolastici. Non si oppone l'ufficio del pubblico ministero alle richieste avanzate all'interesse di Motta Antonino, si oppone invece alle richieste di esami, di ammissione come testi di riferimento e del Saporoso e del Cilona e del Magri Carmelo. In effetti gli stessi dovrebbero riferire su circostanze che certamente esporrebbero le persone in questione a responsabilità penali, quindi nulla potrebbe aggiungere, nulla togliere a quanto già è stato detto l'eventuale esame come testi di riferimento delle persone in questione. Per quanto invece riguarda la richiesta avanzata all'interesse di Aiello Vincenzo, ritiene l'ufficio del pubblico ministero che quanto il difensore aveva interesse a ottenere poteva essere ottenuto attraverso altri sistemi e non certo richiedendo un'indagine alla Corte e in merito a quali interrogatori avrebbe subito il Pattarino e nell'ambito dei quali avrebbe riferito in merito all'Aiello Vincenzo, perché certamente non sarebbe questa né la sede né il momento per poterlo fare, né tantomeno si potrebbe chiedere l'acquisizione di fotografie che risultano allegate a un interrogatorio depositato in altro procedimento e depositato anche nel fascicolo del pubblico ministero, fotografie che potevano trovare ingresso in questo procedimento attraverso un criterio certamente diverso e che non può essere quello chiesto dal difensore avvocato Catania, e quindi si oppone anche alle richieste avanzate nell'interesse di Aiello Vincenzo. La Corte si ritira per deliberare e nel frattempo pregherei Solo una precisazione. i pubblici ministeri di vedere di contattare ulteriormente l'avvocato Amato. Io devo fare una precisazione, può essere che sia una mia negligenza, ma io al verbale, che è verbale versato agli atti
atti di questo, del fascicolo del PM di questo processo verbale riguardante il Pattarino, non ho trovato in quel verbale allegate fotografie, perché se quelle fotografie fossero nella mia disponibilità o se possono essere nella mia disponibilità, quelle è chiaro che le produco io come prova documentale, la cui rilevanza scaturisce dalle dichiarazioni del Pattarino. Io dico, di quelle foto io non ho disponibilità. Se il PM mi dice che sono, non le ho trovate. Io voglio dire, però, posso anticipare subito un discorso. Se il pubblico ministero collabora con questa sua esigenza di riscontro della veridicità delle affermazioni di Pattarino e si fa una produzione che è meramente documentale, ed è un conto. Se queste cose invece debbono essere ricercate, il discorso è completamente diverso, perché va affrontato con i poteri del giudice e quindi in un momento in cui si attivano questi poteri. Cioè, si deve riconoscere che c'è veramente necessità e non solo ma verifichiamo punto per punto, e cioè la mera opportunità con riferimento poi alla decisione della posizione degli imputati. Mi pare, insomma, io per questo dico pubblico ministero, non so, alla stregua di questa mia precisazione, queste fotografie, cioè noi possiamo dire, Pattarino ha detto mi furono mostrate delle fotografie che non erano chiare. Se si hanno a disposizione queste fotografie, si allegano al processo, poi la Corte vedrà queste fotografie e in effetti dirà queste fotografie non sono chiare, cioè, oppure no, queste fotografie sono chiarissime, ecco. Ma sulla base naturalmente della semplice constatazione della riuscita della ripresa fotografica, cioè quindi della validità del documento per quello che è e per quello che dovrebbe essere. Se viceversa queste fotografie non ci sono allegate perché non sappiamo di che fotografie si tratta, cioè se non lo sa il pubblico ministero, Presidente, se devono essere ricercate, sono allegate all'originale di un verbale di interrogatorio che fa parte di altro procedimento. Quindi nessun problema da parte del pubblico ministero di andarla a ricercare, ma in ogni caso era cosa che si sapeva già ben prima dell'atto che si andava lì a compiere, e che adesso si richiede invece una ricerca o si stimolano i poteri della Corte per eventuali accertamenti in tal senso è cosa diversa, perché comunque era già noto al difensore che quelle fotografie si trovavano allegate agli atti di un altro procedimento. Questo è un altro discorso, insomma, quindi c'è un discorso di... Pattarino non aveva mai detto che quelle... Avvocato, ciascuno si premunisce prima di un atto da... Va bene. Presidente, pare che l'avvocato stia per entrare, quindi non so se la Corte si deve comunque ritirare per... ecco, un'altra cosa che volevo sapere, Cilona e Cinturino, Centorrino o Cinturino, chi sono? Sono imputati in altri... Sono imputati di procedimenti connessi? Cilona è stato vittima, almeno dalle dichiarazioni dei collaboranti, è imputato e condannato nel procedimento contro Ferrera, più altri in primo grado. Cilona e Cinturino? Cinturino risulta condannato al processo contro Ferrera Salvatore più 29. Se è lo stesso soggetto di cui io ho preso di queste scienze private. Quindi lo può fare. Mentre invece questi signori Saporoso e Magri sarebbero persone estranee a vicende. Saporoso risulta questa difesa essere estraneo a qualsiasi fatto. Non so se i pubblici ministeri sono persone i cui nomi stiamo apprendendo sono per la prima totalmente volta estranei comunque a questo processo e ad altri in contemporanea che si celebrano. Dovrebbe essere persona libera, Presidente. Avvocato, però sta parlando di processi che si celebrano. Deve tener conto che queste dichiarazioni Pattarino le ha già rese anche durante interrogatori resi al pubblico ministero. Certo, sto parlando di processi che si stanno celebrando, quindi già in dibattimento. Per quanto mi risulta non è neanche in Gioconda, un'altra processi provenienti da Siracusa, considerata anche la residenza del Saporoso, Presidente. Ma io ho fatto un'osservazione poc'anzi, che il tenore, diciamo,
del punto su cui dovrebbero rispondere, che risporrebbe gli stessi. Sta sostenendo che ci sta una chiamata in correità o una chiamata in reità. Ma il tenore di dichiarazione del Patterino è stato fin troppo chiaro, quindi per questo avevo osservato poc'anzi che nulla aggiunge o nulla toglie all'eventuale esame degli stessi. Mi pare che ci possiamo ritirare, non si vede ombra dell'avvocato Amato. Ma credo che sia proprio qui che stia parcheggiando, almeno dalle notizie. Ma del resto si tratta di breve momento, va. Stiamo comodi. Avvocato Colonna, dove se ne va lei? Ci blocca l'udienza, ci blocca i suoi colleghi, tutti quanti. Ora mi dicono che la testa è a urgenza, che l'abbiamo visto, che è anziana, è malata. Quindi la Corte non si riserva di decidere sulle istanze istruttorie. Per quanto riguarda la Barbera, magari le faremo dopo che abbiamo il verbale, le richieste istruttorie? Certamente. Chi sono i testi presenti? Signor Presidente, signor pubblico la signora aveva fatto pervenire un certificato medico. Ora, il pubblico ministero non è che ha interesse a porre domande, ritiene, e questa è un'offerta che fa chiaramente anche alle altre parti, che per il tenore del verbale si potrebbe anche evitare di sentire la signora perché non ci sono domande particolari, se con l'accordo delle parti il verbale stesso potrebbe trovare ingresso nel fascicolo di dibattimento. Io penso che i difensori conoscono il tenore del verbale, proprio per evitare di porre magari domande, poi posso anche farlo per carità. Se c'è l'accordo dei difensori eviteremmo anche di tediare la signora con... Ma il certificato è allegato alla citazione? Sì, signor Presidente, se vuole lo posso far avere alla Corte. No, questo dovrebbe essere prodotto in una col verbale se c'è l'accordo delle parti e licenziamo la signora. Signora, si sente male? Sì, mi sono sentita male. Oh signora, non si emozioni. Va bene signora. C'è l'accordo delle parti. Se ne vada. Non è che sono Se ne vada signora. Io ho la colonna vertebrale fratturata. Sinistra, se ne vada. L'accompagni. Signora, grazie. L'accompagni. Sinistra in casa. Allora, sull'accordo delle parti si acquisisce il verbale della dichiarazione resa dalla Teste al pubblico ministero, è una dichiarazione resa al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria, e l'allegato certificato medico, e introduciamo il test successivo. No, anche questa soltanto perché l'abbiamo. Va bene così. E la lista te? Se c'è il Rampulla Salvatore. Presidente, per il programma, per quanto riguarda il reato associativo, la prossima udienza sarà mercoledì? Prossima settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, le 3 udienze in calendario. Scusami, non si chiama Carmelo? Una cosa, perché ci mettiamo? Devo mettere un No, la mia cena è importante. Si accomodi.
Si sieda da quella parte. Lei è il signor? Nato? A Cicastello 24-61. Vuole leggere la forma del giuramento, signor Rampullo. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità, non nascondere nulla in quanto è mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero là. Signor Rampulla, che attività lavorativa svolge? Che lavoro fa, signor Rampulla? Piccoli lavori di ristrutturazione, muratore. Lei ha una ditta personale che si occupa di questo? Sì. Ha dipendenti? Attualmente no. Ne ha avuti dipendenti? In passato sì. Ricorda i nomi? Imbroggiano, Balsamo, Gullotta e Rambulla Alfio. Senta, Fresta Carmelo lo conosce? Sì. E chi è questa persona? Di tanto in tanto ogni tanto mi faceva qualche giornata, quando mi giocava qualcuno lo chiamavo. Di cosa si occupava esattamente? Che tipo? Cosa? Il Fresta? Manovale. Cannavò Salvatore lo conosce? Sì. Chi è? Pure lui, manovale. Ha lavorato pure per lei questa persona? Assolutamente sì. Senta, e questa sua ditta di che cosa si occupava specificamente? O si occupa? Piccoli lavori di ristrutturazione, tipo ristrutturazione bagno, qualche terrazza, queste cose qua. Senta, qualche rinnovo locali. Senta, lei conosce Avola Carmelo? Carmelo? Giuseppe. Chi è questa persona che lei conosce come Giuseppe Avola? Che età c'ha? Cosa fa? Sui 60 anni, 60-65. E lei ha avuto rapporti con questa persona? Praticamente questa persona voleva fare dei lavori di smantellamento che io non potevo fare. E allora un giorno c'erano questi ragazzi, Fresta e Cannavò, uno che lavorava col padre e uno che era militare, Fresta, e io ho detto di rivolgersi a lui che gli giovavano qualche operaio di manovalanza e ci sono andati. Ricorda in che periodo questo è avvenuto? 3 anni fa. 3-4 anni fa. E quindi più o meno in che anno? 93 mi sembra. 93-94. Senta, non mi ricordo la data precisa. Sì, lei non lo ricorda, gli stimo io il ricordo, il 10 marzo 93 quando è stato sentito dalla polizia giudiziaria su delega dell'ufficio, lei ebbe a dire, preciso che verso il mese di novembre del 92, ricorda meglio adesso il periodo? Presso? Lei aveva indicato come periodo in cui ebbe questo rapporto con il signor Avola nel novembre 92, ricorda? Forse sì, un po' prima, sì. Nel novembre 92 è iniziata la costruzione. Che lavoro ha fatto lei per il signor Avola? Soltanto lavori di smantellamento oppure ebbe anche... No, prima io avevo fatto un muro di cinta, E questo quando è avvenuto? Un anno prima, un po' prima. Lei in effetti fa riferimento a quella data che le ho ricordato poc'anzi, novembre 92, in occasione del primo contatto che in fin dei conti ebbe per ragioni lavorative col signor Avola, e punto precisa mi contattò chiedendomi di erigere le mura di cinta della summenzionata abitazione. E allora la vicenda che riguarda invece lo smantellamento di cui lei poc'anzi diceva, dopo quanto tempo si ebbe rispetto al novembre 92? È stato dopo. Praticamente è stato lo stesso giorno che poi è successo il fatto, cioè che è successo questo fatto qua. Chiedo scusa, non ho capito. È stato lo stesso giorno.
Cioè, gli operai Fresta e Cannavò, lo stesso giorno io l'ho mandati. Cioè, l'ho mandati, si sono messi d'accordo con Avola. Cioè lo stesso giorno di che cosa? Di quando è stato sentito? Di quando sono stato sentito dalla polizia. Quindi lei qua risulta sentito il 10 marzo 93? Comunque è stato lo stesso giorno. Quindi più o meno siamo nello stesso giorno? Lo stesso giorno, sì. E questi qui ci sono andati e la sera mi hanno chiamato e sono avvicinato. E le spiegò il signor Avola le ragioni per le quali si chiedeva lo smantellamento del... No, ma io neanche ci sono... Cioè io ho mandato queste persone e poi ha fatto tutto lui. Non me l'ha chiesto... Lei quando è stato sentito disse, così specificando la richiesta che le aveva fatto il signor Avola, allora mi chiese lo smantellamento della pavimentazione del piano superiore lasciando solo le mura perimetrali così come si vedeva al piano sottostante, motivando la richiesta con una prossima vendita dell'immobile. Lo ricorda? Può essere. Precisando altresì che chi acquistava l'immobile doveva trovarlo allo stato grezzo. Ricorda che il signor Avola ebbe a dirle queste cose? Che tipo di costruzione era questa dove doveva intervenire? Lei la ricorda la casa? Dove si trovava questa casa? In che zona si trovava? Salendo via Volbieri, poi entro una traversa. Senta, lei ha mai sentito dire o comunque conosce la via Cefali Mannino? No. Senta, lei ha mai conosciuto o visto un certo Maurizio Avola? Sì. E chi è questa persona? Il figlio. Il figlio di chi? Di Avola. Della persona che gli ha chiesto di fare lo smantellamento? Senta, lei è stato pagato per tutta l'attività che ha prestato in favore del signor Avola? Del primo lavoro no. Tutto quanto, mi è dato mi sembra un acconto, non mi ricordo adesso, non mi ricordo quanto. Ma poi volta per lungo e poi non ci siamo sentiti più. E quell'acconto non ricorda neanche approssimativamente a quant'era? Non mi ricordo. Ricorda con che modalità glielo pagò, cioè se con assegni? No, in soldi. In contanti. Quando proprio sull'importo che lei aveva ricevuto, quando è stato sentito il 10 marzo 93, è per dire ho ricevuto a titolo di acconto la somma di lire 8 milioni. L'importo dei lavori eseguiti a lei quanto poteva ammontare invece? Per l'attività svolta da lei o dai suoi dipendenti? Ma penso che era intorno a un terzo, l'acconto mi aveva dato. Su 12-15 milioni, non mi ricordo adesso bene preciso. Che cosa è questa domanda? Signor Rampulla, quanto tempo è passato dal momento in cui le è stato dato l'incarico per effettuare questi lavori e il momento in cui sono stati eseguiti i lavori? Cioè, quando è stato contattato lei per fare questi lavori? Del muro? No, di questa attività di smantellamento, diciamo, del... Ma un po' di tempo, poi siccome io non ci potevo andare, cioè poi si è causato questo fatto che questo ragazzo che lavorava indicendo con me, Fresta, saltuariamente, che è tornato dal militare e mi cercava lavoro, ci ho detto senti c'è quello che volevo fare. No, vorrei che lei comprendesse la domanda, cioè le ho chiesto quanto tempo è passato dal momento in cui il signor Avola le ha detto di fare questo lavoro, di smantellare diciamo, il pavimento, e il momento in cui materialmente è stato effettuato questo lavoro. Cioè, quando ha ricevuto, quando è stato contattato dal signor Avola per fare questo lavoro? 10, un paio di settimane prima. Lei è sotto giuramento, dico, il Presidente... Non mi ricordo adesso dei precedenti, sinceramente non me lo ricordo. Ecco, quando lei è stato
interrogato dalla polizia giudiziaria e quindi vale come contestazione. Lei ha detto stamattina, quindi stamattina alla data del 10 marzo del 1993, stamattina alle ore 7 circa sono stato contattato dal signor Avola, che io affettuosamente chiamo Don Pippo, il quale, essendo a conoscenza della mia attività lavorativa, mi ha chiesto di effettuare dei lavori di smantellamento in una abitazione. Preciso che il signor Avola mi è venuto a trovare nella piazzuola antistante l'ospedale Cannizzaro, ove io e i miei dipendenti ci rechiamo ogni mattina e che utilizziamo come punto di riferimento. Da queste dichiarazioni risulta che lei la mattina alle 7 del mattino del giorno 10 marzo 1993 fu incaricato di effettuare questo lavoro. Ora invece oggi ha detto che non mi ricordo con il giudice, ecco, non mi ricordo. Dico comunque, io, la mattina noi avevamo appuntamento là in questo posto qua, all'Opera, perché siccome stavamo facendo lavoro vicino mi scusi, io le ho dato lettura di una dichiarazione dalla quale risulta che lei alle 7 del mattino fu contattato, mentre si trovava nella piazzuola antistante l'ospedale, dal signor Avola, che le disse che bisognava fare questi lavori. Oggi ha detto cosa diversa, che 10 giorni che era stato invitato. Ora mi scusi, dico, di queste due versioni, quella che ha reso alla polizia giudiziaria il 10 marzo del 1993 e quella che ha reso oggi, qual è quella che corrisponde a verità? Mi ricordo questo qua. Quale questa qua? Quella che ha reso alla polizia giudiziaria? Quindi è stato lo stesso giorno? Noi ci siamo sentiti, cioè il giorno prima ci eravamo visti, no? E mi faceva sto lavoro, io non potevo mandare nessuno. Quella mattina io ero disponibile, questi ragazzi che antecedenti lavoravano con me e io l'ho mandato, ci siamo visti quella mattina. Quindi gliel'aveva detto il giorno prima e poi l'indomani mattina siete... Guardi, non me lo ricordo di preciso. Comunque quella mattina lui stesso gliel'ho dato. Lei c'era stato prima in questa casa? Prima quando abbiamo fatto quei muri. Quel giorno, dico, c'è andato? No.